l'Ital Service Pesaro e la Bernardinello Petrarca Padova. La Serie A di calcio a 5 come sempre collegati live sulla pagina Facebook e questa settimana anche sul canale YouTube. Ho visto il Petrarca Padova, è arrivato in campo a Pesaro per giocarsela. Scusa, ti rubo subito la parola perché c'è una ripartenza, un'occasione per Canal, tiro ribattuto e poi il tap-in di Fortini che termina a lato. Fra i tanti a disposizione di mister Colini, Onorio, la sua qualità, la sua testa, la sua lettura prima ancora che i piedi destro e sinistro di cui è dotato. Il pallone va da capitano anche Alba, l'appoggio corto, attenzione a Cuzzolino che ruba palla, si crea l'occasione per calciare. Beh, sicuramente sì, questo è noto, mentre Tony Dandel fa una gran bella cosa. Ancora Parrell, in avanti, Fornari, bella azione del Petrarca Padova che va alla conclusione, chiude tutto Onorio, rischio e c'è il vantaggio. Il vantaggio del Petrarca Padova 1-0 con la zampata da parte di Victor Mello che le sbilancia le altre squadre, mentre adesso è sbilanciato il Pesaro contropiede del Petrarca, il palo colpito da Rafinha sul secondo attacco del Petrarca Padova. Difesa pressoché perfetta fin qui da parte del Petrarca Padova. Salas pesca Marceligno, bella girata di prima di Marceligno, non si passa, questa è una bella parata di Bastini, ancora Marceligno cerca il varco, lascia il pallone verso Taborda, il dialogo fra loro due in area ed è un gran gol di Pablo Taborda, 1-1. Cuzzolino riceve da Taborda, si gira, Cuzzolino, una gran giocata e la risposta ancora di Bastini. Sì, inizia ad essere 3-4 parate. Mentre ci riprova Taborda, tiro deviato, il ritmo forsennato per i ragazzi mister Colini, non trovano il varco buono, ancora Cuzzolino, un altro tiro, un'altra parata di Bastini, concede il contropiede di fatto al Petrarca Padova, il pallone da capitano Victor Mello e Miarelli. Questa è una grandissima parata nell'1 contro 1. Bellissimo primo tempo, due grandi squadre, mi è piaciuto molto. Attenzione, momentaneo 2 contro 1, addirittura 3 contro 1, Rafinha a destra, il pallone termina fuori. E ancora Ital Service Pesaro che cerca di sfondare, non trova varchi. Canal, conclusione in diagonale. Canal in avanti per Marceligno, ha guadagnato spazio, è la gran conclusione di Marceligno. Dalla parte opposta Rafinha scappa sulla fascia, cerca spazio, si appoggia per Parrell, il rimorchio e dalla parte opposta ci mette una pezza Miarelli. Sta di fatto che sta per rientrare in campo De Oliveira, buono il dribbling di Marceligno, gran giocata per Fortini, tiro di prima intenzione, ancora Bastini, palla recuperata da De Oliveira, ancora Fortini, il destro e questo è un miracolo clamoroso. Era un gran tiro quello di Fortini, mentre ora si sovrappone Taborda, ma c'è un gol meraviglioso di Giuliano Fortini, è un destro di prima intenzione che va sotto l'incrocio, grandissimo gol di Giuliano Fortini. C'è Rafinha sul pallone, il tocco indietro per Victor Mello, sinistro chirurgico che vale il 2-2 del Petrarca Padova, rete del 2-2 a 1 minuto e 31 secondi dalla fine, 1 minuto e 5 secondi alla fine. Onorio, Scanale, palla dentro e calcio di rigore. La sua rincorsa, Cuzzolino, rete, ha segnato ancora Leandro Cuzzolino a 63 secondi dalla fine. Il Pesaro è di nuovo in vantaggio. Finisce qua la partita su questo pallone che si è impennato, vince l'Ital Service Pesaro 3-2.